Bene, siamo tornati nuovamente in studio con la prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 e guardate, siamo a Padova, guardate che cos'è accaduto ieri a Prato della Valle. Sarà stato il caldo, sarà stata la distrazione, ormai Prato della Valle è diventato un luogo dove avviene ogni giorno qualcosa di strano. Dopo il pesce gigante ripescato durante le operazioni di riemersione del Teatro Romano, nelle scorse ore nell'isola Memmia è stata avvistata un'auto. Avete capito bene, una macchina che intorno a luna, sotto il sole cocente di un torrido pomeriggio di inizio luglio, con il motore rombante, ha attraversato come se nulla fosse il vialetto centrale di ghiaia dell'isola Memmia, attraversando il ponticello di Ciottolato. Un'auto nera che da Corso Umberto I si è diretta verso la fontana. A bordo un'inconsapevole comitiva di turisti. Il conducente, arrivato al centro, forse intuisce che la strada è sbagliata, magari osservando lo sguardo allibito dei pochi presenti, ma come se niente fosse si dirige verso il foro boario. Scherzi del caldo forse. Quel che è certo è che l'autista è stato fortunato perché a quell'ora non c'era nessun vigile. Protocollo d'intesa tra i musei d'arte di Treviso e quelli di Vittorio Veneto per promuovere la reciproca valorizzazione. Prima concreta iniziativa, il biglietto scontato per chi visiterà entrambe le città. Vittorio Veneto chiama Treviso. I musei d'arte delle due città sono da oggi formalmente in rete grazie al protocollo d'intesa sottoscritto in mattinata al Museo Bailo dai rispettivi assessori alla cultura, con un primo effetto pratico. Per ora l'idea di poter acquisire un biglietto ridotto entrando in un museo di Treviso per poter visitare i musei di Vittorio e viceversa. Ticket scontato quindi per chi visiterà entrambe le città. Nelle capitali europee, ha ricordato l'assessore trevigiano Franchin, risulta normale prendere una metropolitana per visitare un museo a 30 km di distanza. Mettersi in rete vuol dire anche promuovere un cambio di mentalità. Un aspetto sicuramente che ci sia una diffusione maggiore di quelli che sono appunto i nostri gioielli, di quello che è il nostro patrimonio artistico, che ci sia una frequentazione maggiore e che ci sia anche la possibilità di condividere dei percorsi culturali che portino dei vantaggi a entrambe le città. Un percorso che potrebbe essere solo all'inizio. Sia l'assessore Uliana che io ci ripromettiamo di allargare questa rete a altre città e sono in corso questi contatti e fra poco, spero, firmeremo una convenzione a 3. Sono ufficialmente iniziate le vacanze e la stagione estiva è lanciatissima nelle principali località turistiche del litorale veneziano. Buon cibo e attività fisiche, segreti per superare la prova costume. In forma tutto l'anno bisogna stare per forza tassativamente, l'estate di più ancora. Hai fatto palestra quest'inverno? Un po' di palestra sì, ma bici, tanto passeggiate, giusta alimentazione. Cibi giusti e tanto movimento. Per superare la prova costume in fondo basta poco. Le vacanze estive sono ufficialmente iniziate e la stagione è lanciatissima nelle principali località turistiche del litorale veneziano, dove non si rinuncia mai a una passeggiata di salute sul bagnasciuga. Bisogna passeggiare un pochino, che passa il tempo e ci si abbronza, si respira bene. Stamattina abbiamo fatto una corsetta fino alla diga e niente, bello il posto, bella la piscina nuova. A Sottomarina l'estate 2017 è iniziata sotto i migliori auspici e i turisti sono soddisfatti. Sono soddisfatta soprattutto pensando anche a come era negli anni precedenti, quindi siamo soddisfatti, ecco, infatti è il terzo anno che torniamo. Mi piace, è anche vicino a casa, è comoda e quindi siamo a posto, possiamo essere soddisfatti dei servizi che ci offre, magari qualche zona per i giovani in più, qualche discoteca in più magari per la sera, perché rispetto ad altre strutture balneari è un po' meno ricercata. Sono felice così, sono in ferie adesso e sono a posto. Per essere in forma come te cosa bisogna fare? In realtà bisogna mangiare quello che ci piace e basta, mantenersi al meglio, volersi bene e stare sereni. Questo è l'importante, ragazzi. Buona estate.
Bene, siamo quasi in conclusione, vi ricordo la nostra trasmissione di questa sera 20:10, ospite in studio Martino Ceranto, presidente regionale della Coldiretti Veneto, ed Angelo Cancelliere, presidente della CIA Veneto Orientale. Ed è proprio tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Sole e caldo sull'Italia grazie all'alta pressione Caronte che è tornata prepotentemente alla conquista del nostro paese. Qualche disturbo solamente sull'arco alpino. Sul Veneto sole prevalente, cielo poco nuvoloso e caldo in aumento, possibili isolati temporali sul Bellunese di confine. Temperature massime fino a 37-38 gradi sul Padovano e sul Rodigino, 36 gradi sul Veronese, minime tra i 19 e i 22 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui sole prevalente e caldo moderato, possibili isolati temporali sui rilievi dell'Udinese. Temperature massime previste tra i 30 e i 34 gradi, valori notturni attesi intorno ai 21-22 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo prevalente, qualche isolato temporale lungo i confini esteri, ma caldo in aumento con valori massimi attesi tra i 34 e i 37 gradi, minime previste sui 19 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da sud-est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.